Il Veneto, terra di meraviglie, cultura e grandi uomini, è pronto ad affrontare nuove sfide ai tempi della pandemia. Noi le raccontiamo con la voce dei protagonisti. Vincenzo Lovino conduce Insieme Idee e Persone ogni mercoledì e giovedì sera dalle 21 su Serenissima TV. Eccoci, benvenuti ad un'altra puntata di Insieme Idee e Persone, il talk show, perché come sapete c'è anche il nostro canale Insieme Idee e Persone TV, perché come sapete noi non siamo solo sul canale 15 Serenissima, questo riguarda tutto il Veneto, digitale terrestre, anzi ricordiamo a casa che l'editore ci ha detto, Canale Italia ci ha detto abbiamo potenziato per te Vincenzo, vabbè una battuta, insomma comunque è stato potenziato il canale 15. Quindi magari chi non avesse la possibilità di guardarlo deve risintonizzare il decoder e così il programma si posiziona automaticamente sul 15. Vi ricordo ovviamente che c'è la possibilità di guardare contemporaneamente la diretta qui del 15 anche su Facebook e su YouTube. Vediamo il nostro tutorial, vediamo qui, ecco, basta collegarsi, andare sulla pagina Insieme Idee Persone TV, ovviamente se volete mettere mi piace, se rimanete collegati con tutte le nostre news, fare lo scroll e andare diretta Facebook, cliccare sulla diretta e magicamente appare esattamente quello che succede qua dentro, c'è solo uno sfasamento di 10-15 secondi. Dall'inizio dell'anno abbiamo anche la diretta YouTube, quindi non ci sono scusati perché io magari volesse dire no ma io non ho avuto possibilità perché non ho Facebook oppure perché non ho la TV o perché non guardo, perché non sento, perché non vedo, alla fine invece c'è la possibilità veramente di guardarla in tutte le salse. Ovviamente oggi parleremo, ieri ci siamo un po' dedicati per chi ha avuto la possibilità di guardare la nostra trasmissione, un po' dedicati al vaccino, c'era l'assessore Lazzarini che ha avuto veramente, anzi la ringrazio ancora della sua partecipazione nonostante l'impegno di questi giorni, e oggi veramente parleremo di governo bis, Conte ter non c'è stato, governo non c'è più, la maggioranza c'era, Renzi l'ha demolita, sì, no, è stato il Movimento 5 Stelle. Voglio un po' parlare di queste cose perché gli argomenti sono molto interessanti. Come ho detto oggi all'opinione alle 18:30, mi dispiace molto che non avere più la possibilità di attaccare ogni giorno il governo, perché io mi stavo veramente divertendo a vedere le cose che facevano questi ogni giorno. Vado subito a presentarvi gli ospiti, vediamo, siamo in attesa del collegamento, però sicuramente abbiamo la senatrice qua in studio, senatrice Roberta Toffanin, Forza Italia. Bentornata senatrice. Grazie, buonasera e buonasera a tutti. Ecco, poi abbiamo l'avvocato invece Pierfrancesco Munari, che è capogruppo Lega di Cavarzere, comune in provincia di Venezia per chi non fosse amante della geografia, vicepresidente ASM SPA. Poi siamo in attesa, avremo qua in collegamento appena possibile la senatrice, l'avvocato Anna Maria Bernini, che è presidente del gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente UDC al Senato. Avremo poi la senatrice avvocato Erika Stefani, Lega Salvini Premier, ricordiamo che è stato anche ministro, e poi Francesco Rucco invece sindaco di Vicenza e presidente della provincia di Vicenza. In attesa dei collegamenti, perché abbiamo deciso questa volta di fare una cosa diversa, invece di fare un consiglio delle piccole proiezioni che poi magari qualcuno a casa diceva che c'era la possibilità di non si vedeva bene, di fare singoli interventi. Quindi siamo in attesa del collegamento con la senatrice. Direi che possiamo a questo punto lanciare un piccolo stacchetto pubblicitario perché così diamo il tempo di creare il primo collegamento. Allora facciamo subito la pubblicità. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Grazie.
Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Bene, tornati in linea insieme alle persone TV, come detto, una maniera un po' diversa di seguire l'informazione attraverso i social, YouTube, Facebook. Alla fine noi non abbiamo nulla da temere con l'organizzazione, ripeto, completamente autonoma, non riceviamo fondi pubblici, aiuti da parte di nessuno, ma semplicemente una maniera nuova di gestire la comunicazione e l'informazione. Crediamo che lo scambio di opinioni e di idee sia fondamentale. Attraverso questo canale, insieme Idee Persone TV, dove poi conglobano anche la nostra testata, il Sestante News. Bene, grazie ancora. In attesa dei collegamenti, senatrice, ma Toffanin, allora cosa ne pensa? La domanda scontata di Draghi, perché in effetti Forza Italia, Berlusconi si è subito, con endorsement si dice, no? Con appoggio, Certo. Ci vuole un po' raccontare questa cosa. Sicuramente il Presidente Berlusconi ha salutato favorevolmente la scelta del Presidente Mattarella di aver conferito l'incarico al Professor Mario Draghi per formare un nuovo governo. Gode di altissima stima, è stato proprio il Presidente Berlusconi a volerlo governatore della Banca d'Italia prima e Presidente poi della BCE. Quindi una persona di grosso spessore, di grande valore, una persona molto competente e tra l'altro sta nelle indicazioni che il Presidente Berlusconi nelle ultime settimane ha dato proprio di voler un governo dei migliori per portare fuori l'Italia da questa impasse. Quindi rispecchia quello che noi abbiamo chiesto, non ci potevamo aspettare una persona migliore. È vero che adesso attendiamo le consultazioni per confrontarci sui temi e per vedere la nuova squadra di governo, che deve essere un governo ovviamente in discontinuità dal governo precedente. Ecco, se non sbaglio dovremmo essere in grado di avere regia e collegamento con la senatrice Bernini, con la Presidente. Presidente, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera Presidente. Grazie per l'ospitalità. Grazie a lei della disponibilità, siamo veramente onorati di averla qui in diretta. Ricordiamo la senatrice avvocato Anna Maria Bernini, Presidente del gruppo Forza Italia, Berlusconi, Presidente UDC Senato. Presidente, la domanda ovviamente immediata, questa crisi è opportuna o non opportuna, anche perché poi è stato un po' diciamo, l'arrivo al fotofinish di una crisi che era ormai un po' latente da settimane, questi contrasti che apparivano sui giornali, secondo lei è stata opportuna o no? Bravissimo, questo è il punto. È una crisi che è partita tanto tempo fa.
ogni crisi che blocca dei provvedimenti che sono necessari per un paese che soffre non può essere una crisi opportuna. Ovviamente se le devo dire che sono dispiaciuta che Conte e la sua resistibile armata se ne siano andati, ecco, le direi una bugia. Però io penso al Paese, penso che abbiamo fermo il decreto ristori, il governo Conte aveva promesso che avrebbe dato i risarcimenti. A me non piace, dottore, parlare di ristori perché gli esercenti che sono stati costretti a tenere chiuse le loro attività, non perché non volessero lavorare, ma perché non potevano, perché il governo glielo impediva, non devono essere solo ristorate delle spese vive, devono essere risarciti, tutti risarciti per il danno che hanno subito e soprattutto non devono pagare le tasse. Ecco, tutto questo noi lo avremmo voluto inserito in un provvedimento che a causa di questo psicodramma che è partito, come dice giustamente lei, mesi fa e che ha avuto il suo esito innaturale adesso, ecco, tutto questo è rimasto fermo, ci sono 50 milioni di cartelle esattoriali diversamente configurate tra accertamenti, atti amministrativi, fermi, ipoteche, cartelle varie che stanno partendo verso contribuenti che soprattutto in questo momento non possono essere vampirizzati, non possono essere salassati, ma devono essere aiutati. Ecco, la crisi di governo ha bloccato tutto questo, quindi io considero il governo Conte e le forze che lo sostenevano assolutamente colpevoli di questo scempio nei confronti del Paese, che noi abbiamo cercato di rimediare in tutti questi mesi facendo delle proposte, moltissime delle quali non sono state ascoltate. Purtroppo ci hanno dato retta solamente su poche cose, non abbastanza. Senta, senatrice, noi da poveri cittadini nei nostri format, diciamo, ci vuole un manager, una persona fuori di spessore, fuori dalle logiche di consenso elettorale, che dia la possibilità, perché purtroppo, diciamoci la verità, molte cose, molte scelte del governo precedente, mi passi il termine, sono state influenzate dall'ideologia della base e alla fine qualcuno ci ha ascoltato. Qualcuno ci ha ascoltato, cioè alla fine abbiamo detto Mattarella, ci pensi lei, alla fine è arrivato Draghi, quindi lei ritiene che sia la persona giusta? Lei lo chiede all'esponente di un movimento il cui presidente ha supportato Draghi fin dai tempi, diciamo, meno sospetti che si possa immaginare. Il presidente Berlusconi ha voluto Mario Draghi alla Banca d'Italia, ha lottato per lui perché il candidato era un altro, era tedesco, per la Banca Centrale Europea, e bene ha fatto perché Mario Draghi ha salvato l'euro, l'Europa e soprattutto l'Italia. Quindi certamente stiamo parlando di un personaggio straordinario, uno dei grandi. L'Italia è capace di produrre questi grandissimi personaggi, uomini e donne, che ci fanno essere profondamente orgogliosi di loro e che fanno grande l'Italia nel mondo. Mario Draghi è sicuramente uno di questi. Poi naturalmente siamo entrati in una dimensione politica, bisogna trovare una soluzione a tanti problemi e Mario Draghi ci farà le sue proposte. Noi domani insieme al Presidente Berlusconi, le do questa notizia dottore, il Presidente Berlusconi verrà con noi, quindi guiderà la nostra delegazione, però noi dovremo capire quali sono le risposte che il professor Draghi, il Presidente incaricato Draghi, vuole dare a problemi, solo alcuni dei quali io le ho indicato prima, ma ce ne sono tanti. C'è il problema della pandemia, c'è da fare un recovery plan il cui testo provvisorio è uno sconcio, insomma ci hanno preso in giro tutti in Europa per come era stato fatto dal governo precedente. Quindi ecco, anche se il professor Mario Draghi, il presidente incaricato, è Super Mario, ecco, sono tanti i problemi che dovrà affrontare, quindi noi ci approcceremo a lui con profondo rispetto, con molta attenzione per ascoltare le sue proposte, chiedendogli un progetto serio, concreto e soprattutto competente, perché questo è il momento della competenza, non dell'improvvisazione, per dare risposte a bisogni profondi, profondissimi e immediati dell'Italia e degli italiani, e soprattutto per fare un governo di alto profilo, lo ripeto, che vada in vera assoluta discontinuità con il governo precedente. Per parlarle in maniera spicciola, non può essere una fotocopia del governo precedente con conferme di ministri che non hanno dato buona prova di loro stessi, avendo portato l'Italia nelle condizioni in cui si trova. Questa è la condicio sine qua non. Ma, insomma, sembrerebbe logico, in effetti dovrebbe essere proprio così, però in effetti prima, qualche mese fa, si parlava del discorso anche il Movimento 5 Stelle è stato all'inizio anti-europeista, poi evidentemente per convenienza, chissà quale convenienza europeista, però con Draghi c'era la possibilità evidentemente di parlare di Europa, di rappresentare l'Italia a livello europeo a un livello altissimo, come diceva lei, di alto spessore, che sia la volta buona magari che ci sia la possibilità
di avere un atteggiamento più moderato, cioè nel senso, perché dobbiamo andare allo scontro con l'Europa, col sovranismo esasperato? Invece c'è Draghi che può rappresentarci. Mi permette di dirle una cosa in cui credo profondamente. Io prima, diciamo, sono un professionista prestato alla politica e prima ho lavorato molto a Bruxelles. L'Europa non è buona o cattiva in se stessa, non è matrigna o nutrice, dipende come tutti gli strumenti da come la si usa. Molto spesso in Italia hanno dato all'Europa la colpa della loro incapacità di stare seduti ai tavoli europei e di fare buone trattative. In Europa si fa valere la propria forza negoziale, la propria capacità di fare accordi con paesi che magari hanno degli interessi in sintonia con i nostri, si collocano le persone giuste nei posti giusti, non si fanno discorsi di convenienza, ma si fanno discorsi di contenuti, di merito e di capacità. Ecco, in questo modo lo strumento Europa viene usato nella maniera giusta e quindi produce gli effetti giusti per il paese che la sa usare. Calcolando che, dottore, adesso l'Europa ha imparato la lezione, non è più l'Europa del rigore che si sarebbe sfasciata nel caso che la pandemia fosse stata affrontata con gli stessi strumenti lacrime e sangue con cui sono stati gestiti, diciamo, alcuni strumenti europei degli anni precedenti. È un'Europa solidale che ha deciso di condividere, di mutualizzare il debito europeo per dare soldi importanti ai paesi che hanno sofferto di più, per esempio l'Italia. Noi avremo 209 miliardi all'Europa, che sono veramente un conferimento inedito, che però non devono essere spesi come se fossero l'albero della cuccagna, devono essere spesi perché non sono una cambiale in bianco, cioè l'Europa ci chiederà spiegazione e ragione di quello che faremo con questi soldi, che in parte sono dei mutui che vengono contratti dall'Italia e in parte sono delle erogazioni a fondo perduto. Però noi dobbiamo spiegare bene come abbiamo intenzione di far crescere il nostro paese in Europa e quindi di far crescere tutta l'Europa insieme con noi, facendo degli investimenti mirati sul nostro futuro e sul futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti, perché di questo parliamo, e facendo le riforme che sono necessarie per rimettere l'Italia sui binari della crescita. Ecco, senta, l'ultima domanda perché so che è super impegnata, mi ha fatto molto piacere la notizia che ha detto lei prima, Presidente, della presenza di Berlusconi al colloquio con Draghi, che sia una volta buona, diciamo, che questo centro che manca effettivamente da tanto tempo nella politica italiana torni ad avere la preponderanza, quel lago della bilancia che è mancato, e per dare anche un senso a queste trattative con l'Europa. Beh, io credo che sia molto importante rappresentare quella fascia, guardi, io non dico di moderati perché non è una questione di moderazione, è l'Italia operosa, l'Italia che lavora, che in questo momento ha avuto difficoltà a continuare a lavorare perché è un disastro mostruoso, un dramma purtroppo di proporzioni epocali, ha paralizzato la vita, ha come congelato la vita di tutti noi, quindi quelle categorie produttive, quegli artigiani, commercianti, esercenti, quelle famiglie, quelle tradizioni familiari che fanno veramente grande attraverso il Made in Italy, anche loro, l'Italia nel mondo, hanno bisogno di essere supportate. Ecco, questa è l'Italia che noi sentiamo di rappresentare, le famiglie che continuano ad essere il perno del nostro welfare, i nonni, i ragazzi. Pensi che molto spesso ci sono delle famiglie che sono mantenute in questo momento proprio dalla pensione dei nonni, che sono diventati un grande ammortizzatore sociale, ma non può continuare così. Continua solo se noi non siamo in grado di dare le risposte giuste, ma questa è una responsabilità storica a cui un vero centro non si può sottrarre, anzi solo dal centro possono arrivare le risposte giuste. Noi stiamo purtroppo crescendo una generazione di bambini e di ragazzi che sono privati del loro diritto allo studio. Anche in questo caso bisogna intervenire. Lei pensi, dottore, che noi siamo il paese che ha chiuso prima le scuole e che le ha riaperte più tardi e poi a singhiozzo. La didattica a distanza non è una risposta e oltretutto è una risposta parziale che fa scoppiare una bomba sul tavolo di una buona parte di famiglie italiane e oltretutto non tutti sono coperti allo stesso modo, non tutti hanno la fibra, non tutti hanno il wireless, non tutti hanno un computer o un apparato su cui fare la DAD, la didattica a distanza, che non sia da condividere con tutta la famiglia, magari con un papà o una mamma in smart working. Insomma, noi abbiamo tanti problemi con cui confrontarci ed essendo noi
un centro di buon senso. Guardi, noi non pretendiamo di essere eccezionali o speciali, noi però abbiamo sempre saputo dare le risposte giuste al momento giusto in maniera molto concreta e poi, ripeto, competente. Grazie al cielo ci siamo svegliati dall'ubriacatura dell'onestà e trasparenza ignorante. Per quanto mi riguarda, io penso che l'onestà e la trasparenza siano un presupposto di qualsiasi cosa. Una persona deve essere onesta e trasparente, un politico deve essere onesto e trasparente, e se non lo fa e sbaglia se ne deve andare, deve pagare come tutti gli altri. Ma l'onestà e la trasparenza senza la capacità e la competenza da soli non bastano, ti fanno prendere in giro, ti rendono impossibile lavorare per il bene comune perché non sai quali bottoni spingere o quali leve muovere per fare le cose giuste. Ci vuole competenza, concretezza e serietà. Queste sono le risposte che possono, devono venire da un grande centro come siamo noi. Benissimo, senta Presidente, c'è la senatrice Toffanin, la sua collega che vorrebbe salutarla qui con noi in presenza. Qui Ciao Roberta, non ci vediamo da un po'. Ciao Presidente, sì, da stamattina. Grazie per essere stata qui con noi. Grazie a voi, grazie a voi dell'ospitalità, mi ha fatto tanto piacere, se mi reinvitate io torno quando volete. Benissimo, grazie ancora Presidente, buon lavoro e buona continuazione. Grazie a voi. Grazie. Bene, allora direi che possiamo ringraziare la senatrice e vediamo appunto, c'è una telefonata in linea, vediamo un po' di capire qual è la domanda. Prego, chi parla? Pronto? Sì, pronto direttore, lei? Sì, prego, mi dica. Niente, siamo in parecchio in confusione perché basta che fanno un governo o Conte o Draghi, chi sia, perché qua tra 2 mesi ci sarà lo sblocco dei licenziamenti, e lì verrà il lavoro, perché che dicono Draghi, Conte, quello. Si sente male purtroppo, comunque grazie, il nostro telespettatore da casa fa sempre interventi diciamo che hanno il loro senso e veramente complimenti perché nessuno ne parla, qui si parla di 21 bonus, bicicletta mobili, guardi, ho provato anche a impararli tutti ma non ci sono riuscito, però c'è una scadenza come una bomba a orologeria che ogni giorno scala come una barra di chi sta in carcere. Arriverà un momento in cui tutte le persone che oggi sono costrette a essere obbligatoriamente dipendenti con la cassa integrazione, lo Stato dirà non sono più in grado e quindi via, liberi tutti, licenziati, si parla 1 milione, pensiamo al settore del turismo, quante persone. Senatrice, un problema sociale non indifferente. Anche l'ultima volta che sono stata qui ospite da lei direttore e il problema è che in effetti non c'è stato e non c'è un piano per il dopo, cioè ovviamente quando finirà la cassa integrazione, perché prima o poi la cassa integrazione finirà, e quando non sarà più possibile rinviare il blocco dei licenziamenti. Non c'è stata assolutamente una presa di posizione in questo dal governo uscente e noi siamo molto preoccupati perché già i dati Istat hanno attestato 440.000 posti di lavoro in meno nel 2020, nell'immediato dopo il 30 di marzo, se non succede qualcosa, ce ne saranno più di 1 milione a rischio. Questa è una vera bomba sociale. Non si potrà più prorogare il blocco dei licenziamenti o questo, perché in realtà è incancrenire sempre di più il problema. Il problema è che non sono state fatte delle politiche assolutamente inerenti per poter affrontare il problema e il problema è che 1.200.000 posti di lavoro non possono essere bloccati così. Oltretutto ricordo che sul versante dei datori di lavoro è un costo che comunque incide sulle loro spalle, perché comunque mantenere un dipendente con i negozi chiusi, gli alberghi chiusi, i ristoranti chiusi, significa comunque sostenere delle spese, TFR, istituti accessori, le ferie, l'accesso per la cassa integrazione, i consulenti del lavoro, sono tutta una serie di spese che comunque gravano sulle spalle dei datori di lavoro e su questo non si è fatto assolutamente nulla. Ecco, Avvocato, si prepari una domanda, però nel frattempo mi pare che abbiamo collegata la senatrice Stefani, giusto? Senatrice c'è? Buonasera, come sta? Buonasera. Come sta? Dov'è? A Roma o a Vicenza? Vicenza. Ah, benissimo.
Allora, senta, senatrice, com'è la situazione? Saluto la collega. Come? Posso salutare la collega Toffanin, Sì. bravissima collega. Altrettanto brava tu, Ciao. Ciao Erika. Bene, bene, bene. Oggi abbiamo una parte di Senato qui in trasmissione, c'è poco da dire. Senta, Stefani, com'è la situazione? Bella parte del Senato. Non ho sentito, scusi, non c'è il E collegamento? anche una bella parte del Senato. Sì. Diciamo che alla fine abbiamo scelto bene come trasmissione, mi pare, no? Quindi, senta, Stefani, senatrice, facciamo un quadro della situazione, diciamo, nazionale, no? Qui tutti vogliono prevedere il futuro. Le faccio questa domanda, un'osservazione. Uno del Movimento 5 Stelle ha detto: ma noi pesiamo comunque al 33% alle ultime politiche, abbiamo preso il 33% dei voti e quindi meritiamo il rispetto proporzionale. Io personalmente dico che ormai quel governo non c'è più e quindi nessuno ha più diritto come in proporzione al voto, tutti hanno diritto in funzione di un progetto serio che salvaguardi l'Italia, non la poltrona, perché qua mi sembra che questo Movimento 5 Stelle sia sempre alla ricerca di sta poltrona, di questa sicurezza evidentemente che qualcuno non gli può più dare. E intanto, in primis, vorrei comunque fare mie le considerazioni della collega Toffanin e abbiamo visto la situazione attuale è una situazione che, signori, se viene affrontata con intelligenza e con capacità, è una situazione che può trovare degli sviluppi positivi e si può guardare anche al futuro. Altrimenti, se guardiamo ad oggi come è stata gestita la questione non solo dell'emergenza sanitaria, ma una difficoltà anche nata da una crisi economica che è ormai indiscutibile. C'è, esiste e deve essere affrontata. Se noi guardiamo in sé il Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle sì è forte di un risultato elettorale che risale a questo punto alla primavera del 2018. È cambiato veramente il mondo dalla primavera del 2018. Il voto, il consenso che ha recuperato a quei tempi il Movimento 5 Stelle era un consenso basato su chi non aveva mai visto il Movimento 5 Stelle al governo. Oggi abbiamo dei risultati, adesso non è che dobbiamo fare le politiche sulla base dei sondaggi, ma quello che è chiaro e lampante è che il Parlamento non è più espressione di quello che è il sentimento dei nostri concittadini ed è il motivo per il quale anche il nostro segretario federale insiste e continuiamo anche a parlare della ipotesi del voto, perché è vero, solo il voto riuscirà a rispecchiare quello che è Però, il senatrice, Salvini ha detto senza mezzi termini o noi o il Movimento 5 Stelle, cioè è bella come posizione, molto netta, molto decisa. Sì, insieme ad altre posizioni penso decise che abbiamo proprio messo sul tavolo e che metteremo sul tavolo anche allo stesso dottor Draghi. Ci sono delle richieste, non sono delle richieste della Lega, sono delle richieste della gente, del popolo, delle imprese. Stava parlando anche di cifre che sono cifre anche allarmanti, quelle sono le risposte che dobbiamo dare noi e il Movimento 5 Stelle ha dimostrato dal punto di vista ideologico di avere un impianto che non è un impianto che fa bene all'Italia. Ha dimostrato per facta concludenza un certo modo di operare all'interno del governo, insomma possiamo anche dire chiaramente che non hanno forse interpretato, diciamo così, correttamente quello che possono essere le esigenze attuali. Poi nel momento in cui si parla di patrimoniale e noi siamo qui invece a parlare di una riduzione della pressione fiscale, cioè ci troviamo su mondi diametralmente opposti e ne dico uno per non dire le altre moltitudini che io e la collega qui presente in studio vediamo tutti i giorni
in qualsiasi voto in aula, in qualsiasi voto in commissione. Ecco, perché poi quella cosa che lei diceva della patrimoniale, in effetti è una cosa che noi che siamo dentro i giornali di informazioni riusciamo a percepire, la gente comune non lo sa, però ricordiamo che la testata giornalistica più vicina al Movimento 5 Stelle è da settimane, da mesi, che ha un sondaggio, vuoi la patrimoniale sì o no? Quindi anche questa è una cosa che va detta, solo che la gente comune magari non lo pensa, non se lo immagina. Senta, secondo lei Draghi porterà dei ministri tecnici oppure cercherà di assecondare un po' anche le esigenze dei partiti? Beh, io penso che questo sarà l'esito delle consultazioni. Il Draghi l'ha detto, farà una verifica per la possibilità di fare un governo politico o la possibilità di un governo tecnico. Questo dipende ovviamente dall'interlocuzione che avrà con i partiti. Vedo che i partiti si stanno presentando ovviamente con delle loro richieste. Noi ci presenteremo sabato con un pacchetto di richieste che, ripeto, non sono le richieste della Lega di poltrone, di posizioni, sono delle richieste molto chiare. E tanto inutile ripeterlo, perché penso che sia una delle cose più chiare che ci siano in Italia, cioè quello, tanto voglio dire, Salvini lo ripete un giorno sì e l'altro anche. E la difesa dei confini, abbiamo una questione riguardante la pressione fiscale, abbiamo la scuola che deve essere aperta in sicurezza, un piano vaccinale serio, e via discorrendo, ce ne sono a bizzeffe. Anche la questione della patrimoniale, tanto per dire un argomento, quando uno parla di patrimoniale, andare a incidere, intanto andare a prendere i denari direttamente dalla tasca della gente non è certo una delle più belle soluzioni che possono piacere, soprattutto in un momento come questo. Ma uno, se vuole costruire qualcosa, uno deve dire: questi sono i miei obiettivi, questa è la mia visione dello Stato, questi sono i denari di cui ne avrò bisogno. Predispongo un sistema, un impianto fiscale strutturato per crescere, non per andare a cannibalizzare, voglio dire, la gente, a prosciugare la gente a mo' di sanguisughe. E non è questo l'impianto di un sistema che va a reperire le risorse. Deve avere una visione, una programmazione. Se tu vuoi far crescere questo paese, lo puoi fare, puoi andare incontro alle aziende, non certo chiedendo sempre di più a loro a livello fiscale e di tassazione. Sarà nel momento in cui gli dici: io ho un progetto e noi abbiamo un sistema che dovremo portare avanti, per cui voglio dire, occorre avere una visione. Per avere una visione occorrono le capacità, e per avere le capacità ci occorre non solo un po' di esperienza, ma anche di un po' di intelligenza. È finita l'epoca degli improvvisati, è finita l'epoca dove uno si continua a fare un po' le battute, che vende le bibite allo stadio e poi uno si trova ad avere dei compiti istituzionali. È ora che impariamo che chi deve andare a fare politica non deve essere più un improvvisato, perché lo Stato è una cosa seria, i ministeri sono cose serie, il Parlamento è una cosa seria, ed è giusto che chi va dentro deve andare dentro per lavorare, e deve lavorare a pancia a terra. Diciamo che almeno conosca la materia. Diciamo che almeno conosca la materia, cioè nel senso che se uno deve fare il ministro degli esteri, per fare un esempio, almeno conosca il lavoro qual è il lavoro, ecco, perlomeno. Non dico che debba avere tutte le competenze possibili, però almeno che abbia una conoscenza. Su questo siamo tutti d'accordo, anche perché questa sperimentazione... Guardate che non è che sto dicendo che uno deve avere la conoscenza, non è mica detto che se uno, perché il professore è il miglior ministro del mondo, perché il professore, abbiamo avuto un presidente del Consiglio che è professore, non è detto che che ci sia un automatismo per avere un titolo e avere le capacità. Io sto dicendo che quando tu approdi e arrivi a ricoprire un ruolo, devi avere fatto un percorso, devi esserti strutturato, devi avere capito che cos'è il territorio, devi avere capito cos'è le esigenze di uno Stato. Cioè, io non sto dicendo che il titolo, faccio un esempio, per me lo conosciamo tutti a Roma, uno dei più esperti in materia regolamentare
e anche una buona componente anche di norme costituzionali è Calderoli. Calderoli è un dentista. Questo Certo, voglio dire. certo. Senta, a proposito, lei ha parlato di conoscenza del territorio, veniamo anche al discorso del regionalismo differenziato, dell'autonomia, come vogliamo chiamarla, insomma, che comunque l'ha vista, diciamo, in prima linea il metto filo spinato, cioè a difendere comunque dei ideali che poi anche per colpa del Movimento 5 Stelle non si sono potuti realizzare. Oggi ho voluto fare un esperimento, ho preso il piano di resilienza. Provate a prendere il PDF e fate la ricerca per parola. Autonomia non c'è, no, differenziato non c'è. Regioni, provate a digitare regioni e vedrete che regioni appare più, se non sbaglio, più di 43 volte. La maggior parte si dice regioni del sud, regioni meridionali, regioni in difficoltà del mezzogiorno. Stiamo parlando di un apparato che siamo ancora convinti che per salvare l'Italia occorra riversare somme a pioggia nei territori in difficoltà. Se tu non fai un progetto vero su tutta l'Italia e su queste regioni, un progetto serio che passa anche attraverso la responsabilizzazione della politica, tu questo Stato non modificherai mai. Il regionalismo differenziato ha una necessità di base. Per dare l'autonomia e per riconoscere delle competenze alle regioni che l'hanno richiesto, e ripeto, l'hanno richiesto non solo tramite i consigli regionali come hanno fatto in alcune regioni o le giunte regionali, c'è chi l'ha fatto attraverso un referendum che ha avuto un consenso incredibile, plebiscitario come quello del Veneto. Ecco, cosa succede con il regionalismo differenziato? Sei obbligato a fare scattare su tutta l'Italia un efficientamento della spesa pubblica. Non lo spiego adesso perché rischiamo di stare qui magari a dilungarci, però il finanziamento del regionalismo differenziato passa attraverso l'adozione dei costi standard, dei fabbisogni standard. Tanto li fai in Veneto, tanto li devi fare in Calabria. Questo è il problema, il motivo per il quale ho avuto una grandissima resistenza al tempo in cui ero al Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie. È perché la paura dell'efficientamento fa paura a un certo tipo di politica locale che teme di vedersi stringere la borsa dei denari che arrivano a pioggia. Sì. Allora, o efficienti e crei e individui quali sono anche gli stessi costi standard, che significa un costo efficientato, altrimenti tu questo Stato non lo modificherai mai. E allora, poiché dicono che squadra che perde ovviamente si cambia, siamo andati avanti fino adesso così, abbiamo un problema ancora fra il divario nord-sud, signori, dobbiamo cambiare sistema. Anche perché poi, Avvocato Munari, effettivamente è chiaro che dal sud, non ce lo dimentichiamo, dal sud il Movimento 5 Stelle e il PD prendono la maggior parte dei voti, insomma. Quindi è chiaro che è facile fare, come diceva la senatrice, una politica in cui lo Stato centralista prende i flussi finanziari dal nord e li destina al sud, creando consenso elettorale. C'erano due cartine molto significative che erano la maggioranza dei voti che aveva preso il 5 Stelle alle ultime elezioni della primavera del 2018 e i destinatari del reddito di cittadinanza. Se queste due cartine venivano sovrapposte erano pressoché identiche. Quindi diciamo che il governo Conte bis ha cercato di investire tutto nell'assistenzialismo, assistenzialismo che è stato un fallimento colossale. Avevo letto una frase che mi era piaciuta molto su un libro che era di un economista, credo neozelandese, Trevor Ludon, che diceva che l'assistenzialismo non è un diritto come credono in tanti, ma è il primo passo verso il comunismo. E quindi sta di fatto che loro hanno cercato di fare solo esclusivamente assistenzialismo e questi sono i risultati. L'assistenzialismo lo fai per poco. Poi c'era un altro dato anche significativo che mi ha colpito molto, ossia 4 miliardi e 358, mi sembra, posso sbagliare di qualche unità, di euro spesi per il reddito di cittadinanza. E date alla mano anche migliaia di euro su Navigator, perché sì, ci sono lasciamo stare il Navigator che sono... dopo tocchiamo un altro tasto lente, ma
dato del Sole 24 Ore, quindi non certo dato del sottoscritto che magari può dare dati non veritieri, 40.000 posti di lavoro, molti dei quali dicono possono essere connessi non direttamente al reddito di cittadinanza ma anche a componenti esterne. Io ho fatto con la calcolatrice semplice un calcolo, diviso la spesa per i posti di lavoro, viene fuori che per ogni lavoratore abbiamo speso 100.000 euro. Forse conveniva dargli 20.000 euro al lavoratore e risparmiavamo un quinto di questi 4 miliardi e passa. Sicuramente, poi c'è anche un problema, adesso ne parliamo, però magari approfitto per salutarla, senatrice, perché so che lei ha impegni. Io in questo periodo veramente mi rendo conto che chi ha un ruolo istituzionale a Roma non ho nessuna intenzione di catturarlo tanto tempo, perché so che avete veramente tante cose a cui pensare, Troppo gentili. anche perché poi ecco saluto anche il collega l'avvocato Munari, visto che siamo duplici colleghi, sia colleghi di partito che colleghi nel foro. Bene, vi ringrazio di nuovo a tutti, a tutti i telespettatori, a voi per l'invito. Ciao Roberta, ci vediamo la settimana prossima a Roma. Benissimo, grazie tante senatrice della sua disponibilità, perché comunque insomma è chiaro che avere un confronto con persone che, come ha detto giustamente la senatrice, che respirano quotidianamente l'atteggiamento anche di certi partiti, perché purtroppo queste cose vanno anche spiegate a casa, perché magari purtroppo i giornali, e l'avvocato Munari in questo senso magari volevo sentire la sua idea, cioè magari ecco, a livello di comunicazione questi giornali sono bravi a tirare fuori gli argomenti migliori, però si vede poi nell'aspetto pratico quando bisogna portare avanti una legge. Ricordiamoci che l'Italia è rimasta per quasi un anno e mezzo senza un programma di sviluppo di infrastrutture, senza un'idea, e considerando anche, che mi metto più al centro, considerando anche che abbiamo una grande responsabilità nei confronti dei giovani. Poi con la senatrice, con la Presidente Bernini abbiamo appena accennato a questa cosa, cioè che cosa lasciamo ai nostri figli? Il reddito di cittadinanza, i debiti del 18 miliardi destinati alla parità di genere, cioè sono cose incredibili. Parliamo sempre di questi 207 miliardi di recovery fund che sembra che siano, come diceva la senatrice Bernini, l'albero della cuccagna, e quindi tutti sperano di trovare giovamento di questi 207 miliardi che sono un flusso enorme di denaro, però ci dimentichiamo che in realtà il deficit che è stato creato dal 2020 al 2026 sono 450 credo miliardi. Quindi comunque abbiamo un differenziale di oltre 200 miliardi di euro che in un modo o nell'altro nei prossimi 4-5 anni dovranno essere recuperati. Perché, avvocato, scusi, è che questi qua del governo alla fine non gli sembrava vero di avere questi 210 miliardi da spendere come volevano, già si immaginavano appunto spese strane, sì. No? Perché poi alla fine è chiaro la tentazione, io già mi immaginavo commissioni, consulenze, gruppi di lavoro, cioè già me ne immaginavo così, quindi questi qua poverini a un certo punto Mattarella gli ha scippato il giocattolo infatti sui giornali per un paio di giorni non si parlava altro che dello stupore di alcuni partiti, che la dice lunga sul... Diciamo che secondo me il piano del recovery fund del partito, del Movimento 5 Stelle era stato una semplice tabella dove avevano deciso di destinare un tot di miliardi per un ambito, altri miliardi per un ambito, e tant'è che abbiamo visto alla faccia degli italiani, esatto, mi sa, e tant'è che abbiamo visto che l'Europa, quando hanno visto il piano presentato, si è messo quasi a ridere, insomma. Esatto, quindi abbiamo anche fatto una bella figura. Abbiamo in collegamento il sindaco di Vicenza, Rucco. Rucco, mi vede, mi sente? Eccoci qua. Sì, la sento, buonasera. Buonasera, grazie, benvenuto sindaco. Ecco, ovviamente abbiamo un po' parlato prima con la Presidente Bernini, poi con la senatrice Stefani, un po' della situazione generale. Ovviamente l'argomento, io pensi che all'inizio della trasmissione ho detto purtroppo non ho più nulla da dire, perché noi come conduzione era facile un po' sparare su questo governo, un po' birichino nel... Ecco, lei che idea si è fatta di questa crisi, del sindaco, di questa crisi, anche di come si sta muovendo, perché sicuramente, dicevamo prima, il passo di Mattarella ha spiazzato tutti. Ma devo dire che intanto saluto tutti, una buona serata, grazie per l'occasione, e un saluto in particolare, fatemelo fare, ad Erika Stefani, che è un'amica. Io volevo evidenziare come questa crisi è stata una crisi evidentemente pilotata. Non credo che Matteo Renzi abbia giocato da solo, troppo veloce la chiamata e la risposta di Mario Draghi,
anche se devo dire che in questo momento è quanto mai necessario sostenere un governo di emergenza nazionale, perché era evidente che il governo ormai non girava più, e noi da sindaci ce ne siamo accorti in realtà da tempo, perché se non fosse stato per la guida della regione dal lockdown in poi, quindi da marzo in poi, avremmo avuto molte più difficoltà di quelle che abbiamo incontrato nella gestione della pandemia e quindi dell'emergenza. Anche perché, scusi se la interrompo, Sindaco, però effettivamente voi siete stati gli eroi veri, perché ricordiamoci marzo, aprile, maggio, cioè sono stati per voi sindaci mesi terribili. Noi eravamo qui in trasmissione a fare veramente informazione e mi ricordo che i sindaci ci testimoniavano di studi fatti di vari decreti di PCM fino alle 4, alle 5 di mattina, quindi veramente un impegno lodevole. Penso che insomma anche lei, visto anche i risultati nel suo comune, siete stati quelli su cui Conte ha di fatto delegato tutte le responsabilità. Sì, no, il governo ha di fatto scaricato sui territori, ma devo dire, io la ringrazio perché lei è il primo conduttore che ce lo riconosce, primo giornalista. Noi l'abbiamo vissuta in maniera non semplice, io sono anche presidente di provincia, ho dovuto coordinare 114 comuni con la protezione civile, con il collegamento con i sindaci. Ricorderete che non trovavamo nemmeno le mascherine da consegnare agli anziani, ai disabili, e siamo grazie alla Regione che poi ce le ha fornite in via temporanea, poi siamo riusciti ad organizzarci con le forniture, quindi è stata veramente la prima fase drammatica. Poi è arrivata quella finta ripartenza che abbiamo vissuto tutti durante l'estate, pensando che magari il problema, anche se era stato annunciato che ci sarebbe stato un ritorno della malattia e del contagio, e adesso bisogna gestire anche la parte della crisi economica, perché non vi nascondo che stiamo guardando i numeri per il bilancio e saranno bilanci per i comuni di lacrime e sangue, di tagli, e dobbiamo cercare di tenere botta. Però Sindaco, che comunque lei, nonostante le difficoltà del bilancio che accennava, lei comunque Vicenza è stata un po' ribalta dalla cronaca anche in termini positivi per l'impegno nei confronti delle famiglie che hanno avuto disagi, quindi lei ha fatto anche delle cose belle, interessanti, ci vuole un po' raccontare in dettaglio. Sì, noi abbiamo creato un fondo di solidarietà grazie agli utili della nostra società, che è la Multiutility AIM, che eroga servizi, per intenderci, luce e gas, e siamo riusciti a creare un fondo di solidarietà attraverso il quale poi dare sostegno alle persone in difficoltà, alle famiglie in difficoltà, alle famiglie con disabili, perché durante il lockdown c'è stata una grossa sofferenza anche da parte dei disabili. Ricorderete che c'erano famiglie con disabili in casa senza assistenza, e quindi abbiamo cercato di dare una mano anche a loro. E abbiamo fatto una serie di iniziative e stiamo continuando, però è chiaro che c'è necessità di aiutare le casse dei comuni, e quindi che il governo, questo credo che sia un obiettivo che deve darsi Mario Draghi, deve assolutamente sostenere i comuni, perché sono il primo contatto vero con il cittadino. Ecco, questo è vero, il reddito di cittadinanza invece ha tolto anche questa sensibilità del sindaco, che era quella di capire quali erano le reali famiglie bisognose, non questa cosa a pioggia solo per creare consenso elettorale. Senta, poi Sindaco, la notizia di oggi, ho visto che un grande sequestro di sostanze stupefacenti a Vicenza, quindi i complimenti a lei, ovviamente alle forze dell'ordine, perché evidentemente non bisogna mai abbassare la guardia, specialmente in aree come quelle vicentine che sono a forte reddito, quindi a forte sviluppo industriale, dove inevitabilmente le attività criminose spuntano per sviluppare i propri traffici. Ma guardi, i complimenti vanno fatti alle forze dell'ordine. Questa è un'operazione che parte dalla DDA di Venezia in collegamento poi con quella della Calabria. Il sequestro è importante, 450 kg di cocaina, e questo fa capire come il mercato della droga sia poi uno dei proventi della criminalità organizzata. In Veneto purtroppo c'è anche la criminalità organizzata, anche noi amministratori non possiamo abbassare la guardia, e noi nel nostro piccolo stiamo cercando di monitorare la situazione e contrastare con la polizia locale a Vicenza il microspaccio, che poi chiaramente quella droga finisce nelle nostre strade, finisce dai nostri ragazzi, soprattutto i più giovani ma non solo,
e quindi un'azione di contrasto anche al microspaccio credo che sia altrettanto importante come il sequestro di tanti chilogrammi di droga pesante. Bene, Sindaco, so che anche lei è pieno di impegni, quindi la lasciamo volentieri, anzi la ringrazio perché so che ha appena finito un consiglio comunale, quindi la ringrazio dello spazio che ci ha dedicato, grazie ancora, con l'occasione speriamo di sentirci ancora, magari con chissà qualche proposito magari di miglioramento nei rapporti con il governo centrale, perché in effetti non è giusto che sul comune vengano con questo governo, almeno precedente, attuale, siano state scaricate tutte le responsabilità, anche le rogne, no? Nel senso di dover andare a dire ai cittadini mettiti la mascherina, nel spiegare le regole. È veramente una cosa brutta, perché comunque Conte in questo senso, facendo anche propaganda, perché lei lo sa meglio di me, c'è stato un momento in cui abbiamo dato milioni di euro ai comuni e poi magari i sindaci sono stati costretti a spiegare che magari erano fondi già programmati, eccetera. Quindi veramente una situazione difficile, quindi tutta la nostra solidarietà, ovviamente con l'auspicio del Sindaco Rucco di sentirci ancora qui in trasmissione. Bene. Grazie, noi non ci tiriamo indietro, naturalmente andiamo avanti a lavorare e vi ringrazio per l'occasione e per l'invito alla trasmissione. Ci vediamo presto. Grazie ancora Sindaco. Quindi effettivamente lei che è un avvocato che quindi è in prima linea anche in Consiglio Comunale a Cavarzere, io mi ricordo marzo-aprile venivamo qui in trasmissione in diretta, eravamo gli unici a guidare la macchina alle 8 di sera, alle 9 di sera, a tornare a mezzanotte, però abbiamo fatto informazioni, mi ricordo veramente i sindaci, mi passi il termine, quasi in lacrime, se non meno male appunto che c'è il sostegno di Zaia dalla Regione, perché questi decreti che arrivavano a tonnellate, a pagine, a centinaia di pagine, in effetti non avevano nulla di trasparente, nulla di utile per il cittadino, se non una macchina mediatica. Ricordo sempre ricordiamoci quelle famose conferenze stampa di Conte fatte abilmente mezz'ora prima del TG, e i cittadini inermi che poi alla fine chiedevano ai sindaci perché certo non potevano chiamare Conte. Sì, sicuramente c'è stato uno scaricabarile da parte del governo alle amministrazioni locali e sicuramente c'è stato un periodo molto difficoltoso da parte dei primi cittadini che hanno dovuto proprio in prima linea cercare di affrontare le emergenze e soprattutto, come diceva il sindaco di Vicenza, cercare di dare sostentamento a tutte quelle famiglie, soprattutto quelle in difficoltà, perché noi stiamo attraversando un periodo di pandemia che è già tragico per le persone normali, figuriamoci per le persone che magari hanno disabili in casa, delle famiglie con notevoli difficoltà a livello economico ma anche a livello sociale. Quindi c'è stato sicuramente un arrangiatevi da parte del governo e effettivamente devo fare solo i miei complimenti a tutti i primi cittadini che sono stati in prima linea in questa emergenza, indipendentemente poi dalla bandiera politica di appartenenza, del partito di appartenenza. Diciamo che per quel poco che posso dire del mio comune, noi abbiamo avuto la fortuna di rinegoziare dei mutui, quindi ci hanno dato delle disponibilità di cassa che sono state investite per abbassare la Tari, ad esempio, in questo caso. Lì è stata una scelta politica amministrativa sul quale non disquisisco, ma diciamo che non ci sono stati soldi a pioggia che hanno potuto garantire a un tessuto locale degli investimenti, ad esempio, oppure anche dei soldi dati a chi effettivamente poteva essere in difficoltà. Però, avvocato, approfitto, spieghiamo un po' Cavarzere, perché poi alla fine magari molti la conoscono, non la conoscono, si sono passati per caso, ci verrebbero volentieri, perché comunque è una cittadina simpatica, cioè ci vuole un po' raccontare questa... Beh, già che la definisce simpatica vuol dire che non ci sono altri aggettivi per definirla. No, vabbè. Battute a parte, io amo il mio territorio, quindi anche prima, colloquiando prima della trasmissione, ho detto che Cavarzere è un po' distante da tutto, ma è vicino da tutto. Noi abbiamo delle peculiarità territoriali perché io l'ho sempre chiamata la porta di Venezia, noi siamo il comune più a sud della provincia di Venezia, facciamo parte di quell'area territoriale che noi chiamiamo area sud veneziana, dove c'è Chioggia, c'è Cavarzere e c'è Cona, quindi partendo da est verso ovest, Chioggia, Cavarzere e Cona. Ricollegandomi al discorso di prima, che parlavamo di Recovery Fund, una parte cospicua del Recovery Fund, ad esempio, è stata destinata, o si presuppone che venga destinata, per le infrastrutture. Ecco, un territorio come Cavarzere avrebbe bisogno di infrastrutture, quindi sono anni, decenni, forse io ero ancora bambino che sentivo parlare di Romea commerciale per uno sviluppo su gomma di territori che erano abbastanza lontani dalle grandi aree urbane.
Ecco, ad esempio, una battaglia che io mi sentirei di portare avanti è quello di cercare di portare dei soldini per questo tipo di investimenti, perché è inutile pensare di investire dei soldi su territori che non sono strutturati per ricevere dei servizi. Purtroppo, come tante aree, ma l'area sud-veneziana particolarmente, noi paghiamo un calo demografico inesorabile. C'è in provincia, nella città metropolitana di Venezia, Cavartere, Cona e Chioggia sono gli ultimi 3 posti nella classifica del calo demografico negli ultimi 15 anni. No, bisogna recuperare un po', diciamo, dai, bisogna fare qualcosa, creare delle... Adesso magari ne parliamo ancora, vediamo, ecco, ricordiamo da casa, se volete intervenire, 049 63 11 11, come sapete c'è il numero di telefono se volete fare domande, ma anche semplici osservazioni, quindi da questo punto di vista lo sapete, non è che uno deve fare forza la domanda perfetta, basta anche una riflessione, un pensiero. È utile perché il momento di confronto anche con i nostri ospiti è un momento anche di apertura verso altri argomenti. Ricordatevi inoltre che c'è la possibilità non solo di vedere qui la diretta TV, ma anche Facebook e contemporaneamente anche YouTube, quindi siamo in contemporanea su tre strutture. Quindi puntiamo anche su questo aspetto, avvocato Munari, del che cosa vuole il cittadino, cioè spesso, è questo che evidentemente abbiamo visto in maniera estremizzata nel governo attuale Movimento 5 Stelle PD, di questo allontanamento, secondo il mio punto di vista, della politica dai cittadini, cioè quindi in genere il cittadino dice va bene, sì, il politico vuole essere eletto, poi una volta va a Roma respira un'aria diversa e non sente più il territorio. Invece dobbiamo pensare che invece deve essere tutto il contrario. Noi i cittadini in generale hanno bisogno di dialogare con le istituzioni, abbiamo detto anche con la senatrice Bernini, con la senatrice Tofanini, cioè c'è bisogno di un ritorno alla comprensione del territorio, perché altrimenti facciamo i professoroni e alla fine non sappiamo neanche che cosa ha bisogno il cittadino, giusto? Beh, la vera politica non si fa nel palazzo, ma si fa nelle strade, mi hanno sempre insegnato. Dopo effettivamente abbiamo notato, soprattutto in questi ultimi anni, che una volta raggiunto lo scranno, raggiunta la poltrona, c'è stato un disinteressamento del cittadino. Ovvio che alla fin fine il cittadino è quello che poi va a votare, se ci permettono di andare a votare, quindi comunque bisogna coccolarlo e viziarlo. Lei mi ha fatto una domanda ben specifica, di cosa ha bisogno un cittadino? Il cittadino sicuramente ha bisogno di risposte concrete, ha bisogno di aiuti quando è in difficoltà e ha bisogno di una certezza di quella che è la situazione, mentre da quello che sembra c'è una situazione molto incerta, non si sa bene del domani cosa ne verrà, e quindi in questa situazione veramente ci si trova ad essere ancora più distanti da quello che è il palazzo. Prego, senatrice. Sì, grazie. Solo per sottolineare che in realtà bisogna trovare il giusto equilibrio per essere presenti a palazzo, giustamente, perché è lì che in realtà si svolge il nostro ruolo istituzionale, il nostro lavoro, quindi dobbiamo essere presenti nelle commissioni, in aula quando appunto ci sono i provvedimenti, dobbiamo vigilare chi è all'opposizione, bisogna fare delle proposte, insomma c'è tutta una serie di lavoro, un po' certe cose, c'è tutta una serie di lavoro che assolutamente deve essere fatto lì. Sì, certo. Però giustamente poi quando si torna noi dobbiamo essere presenti al territorio, perché non è solo il cittadino che ha bisogno di essere ascoltato, ma siamo noi per primi che abbiamo bisogno di ascoltare i cittadini, perché altrimenti poi a palazzo, torno al termine simpatico usato dall'avvocato, a palazzo poi cosa facciamo altrimenti? Se non conosciamo quali sono le esigenze di chi lavora, di chi produce, di chi va a scuola, di chi insegna, dell'operatore sanitario, del medico, cioè noi abbiamo bisogno di conoscere quelle che sono le realtà. Vede, prima è stato ben detto dalle colleghe che mi hanno preceduto, dalla mia Presidente Bernini, ma anche dalla collega Stefani. Per essere un buon politico, un buon parlamentare, c'è chi ha sostenuto fino adesso che serve onestà e trasparenza. Per carità, quelle sono, diciamo, delle caratteristiche che sono assolutamente imprescindibili dalle figure, no, che rappresentiamo, ma anche alle persone normali, le persone comuni, chi lavora, eccetera, certo, deve essere onesto e trasparente, ci mancherebbe altro.
Però oltre a questo ci vuole ben altro, ci vuole veramente la competenza, la concretezza, cose che sono mancate in questi anni. Il palazzo è stato veramente vuoto e svuotato di qualsiasi contenuto, e se la politica non è in grado di riappropriarsi del ruolo e di essere presente con la sua propria competenza, la concretezza, ecco, io penso che ci sarà sempre di più un divario tra il cittadino e chi invece rappresenta le istituzioni. Ma in questo momento le istituzioni hanno una necessità assoluta di riacquistare quel ruolo e quella autorevolezza che serve non soltanto a livello nazionale, ma che serve soprattutto anche a livello internazionale, perché il paese Italia c'è, e c'è con le sue istituzioni che devono rappresentarlo al meglio in Europa e nel mondo intero. Anche perché poi, diciamoci la verità, senatrice Toffanin, effettivamente io mi ricordo il martedì successivo all'elezione Conte bis, la prima cosa che ha fatto, ha preso l'aereo e è andato a baciare le mani della Merkel, poi è andato da Macron. Abbiamo perso a livello di Ministero degli Esteri tutti quanti gli agganci che avevamo creato in anni e anni di diplomazia con la Libia, lasciando spazio. Quindi mi chiedo, ma quanti anni ci vorranno per recuperare? Perché questi qua hanno fatto veramente disastri. Lo so, però non abbiamo anni, non abbiamo tempo. E quello che è significativo è che giustamente il professor Draghi ma lo aveva già ben dichiarato in un suo articolo nel Financial Times di marzo, che per affrontare una crisi come questa e per affrontare tutto quello che è stato ci vuole una urgenza e una tempestività unica, rapidità. Un governo forte, rapido, coraggioso. Quindi su questo noi speriamo di riuscire a puntare, proprio perché non abbiamo più tempo. Io continuo a dire che le risorse messe a disposizione, con le quali abbiamo tamponato questa crisi e che sono state anche molto buttate al vento, senza programmazione, senza una qualsiasi programmazione, senza la tempestività non servivano a niente, i provvedimenti non sono efficaci, non sono efficienti. E siccome poi, tornando al discorso di prima, si parlava di patrimoniale, ecco, io vorrei dire una cosa, perché chi chiede la patrimoniale in questo momento e fa quella domanda per chiedere se siete a favore o meno della patrimoniale, io vorrei anche chiedere se è giusto che chi ha buttato al vento tanti miliardi come è stato fatto ad oggi, se sia giusto che adesso vada a prendersi i soldi nelle tasche degli italiani che hanno lavorato e per cui hanno anche pagato le tasse. Per cui ecco, io mi chiedo che forse alcune scelte sono fatte proprio perché non c'è comunque nessun'altra capacità di intervenire diversamente. Quindi è molto facile tassare e portare a casa i soldi in questo modo. Ben difficile invece è fare tutti quegli investimenti che sono mancati ad oggi, che dovevano essere fatti anche prima di questa crisi, perché io ricordo che negli ultimi anni non è stato fatto un investimento nel sistema produttivo italiano, per cui il lavoro non si crea sulla carta, il lavoro si crea attraverso l'impresa, e se non si punta sul sistema impresa italiano è ovvio che posti di lavoro non ne sono creati. Esatto. Ecco, io voglio dire, siamo partiti già da una condizione pre-crisi pregressa, e quindi su questo ovviamente, sedimentando la cosa, ovviamente l'Italia ha peccato anche per non essere partita in questa crisi con un sistema già forte e consolidato. Ecco, perché Avvocato Munari, effettivamente molte delle azioni fatte da questo governo sembrano nate più dall'esigenza di creare consenso, no? Quindi per esempio anche noi a marzo abbiamo fatto dei sondaggi, siamo stati attaccati da profili che io ritenevo creati all'ultimo minuto, fatalità, chissà, io non voglio dire falsi o no. Centinaia di profili creati il 4 e il 5 febbraio, dopo 20 giorni ci hanno attaccato sui social in maniera massiccia, abbiamo avuto anche 700-800 mila visualizzazioni, però alla fine tutto sembra alla fine impostato sotto l'egida della necessità di creare il consenso elettorale, cioè faccio una cosa non per il bene comune, ma per avere il voto, per avere il click sui social, per vedere scritto grazie Presidente, sei un grande Presidente. Però poi alla fine
siamo poveri, nel senso ci siamo impoveriti perché rispetto agli altri paesi che invece hanno una programmazione, hanno dei leader forti, invece noi ci troviamo dissesti idrogeologici importanti, infrastrutture, vediamo Salento e Reggio Calabria fatte, se uno fa una cosa come ha fatto il presidente Zaia, la Pedemontana, tutti ad attaccare l'infrastruttura, appena uno fa una cosa non si può fare, cioè, quindi ci siamo trovati, questa Italia ha bisogno veramente di tutti, senza dimenticare che poi alla fine abbiamo questa grande responsabilità che i nostri figli li cresciamo, li educhiamo e poi vanno all'estero perché non trovano sbocchi. Quindi abbiamo anche questa responsabilità, non stiamo creando delle opportunità per i nostri giovani. Diciamo che sicuramente in questi ultimi 3 anni di governo capitanato, chiamiamoli così, dal Movimento 5 Stelle, hanno cercato solo ed esclusivamente il consenso. Però dopo un po' di tempo è evidente che se oltre al consenso non c'è sostanza, i nodi al pettine vengono, e ne abbiamo avuto la prova in questi ultimi giorni, nel quale abbiamo visto che il fallimento totale è stato conclamato non da me, non da noi qui in questo studio, ma sia dall'Europa che appunto anche dal Presidente Mattarella, che ha preso atto che una maggioranza in realtà non esisteva. Ma l'aggravante che io riconosco al Movimento 5 Stelle è stata quella, secondo me, di aver cercato di risolvere dei problemi molto complessi con soluzioni molto spesso banali, che se lo si chiede al mio nipotino che ha 5 anni, gli dici come fai a fare questo, lui ti dice 1 più 1 fa 2 e quello ti dice. In realtà anche questa banalità nel risolvere dei problemi complessi, una su tutte, che io mi sono schierato apertamente contro, è stato il taglio dei parlamentari, perché volevano vendere una battaglia come un taglio della spesa pubblica. In realtà, a mio modesto modo di vedere le cose, era un taglio di uno 0,000 e forse anche, che non ha portato nessun beneficio. Era solo una battaglia per cercare di creare del consenso su un elettorato che aveva una disaffezione nei confronti della classe politica evidente, e quindi, cavalcando un po' l'onda psicologica del popolo, ha cercato di dire ecco, noi portiamo avanti quelle battaglie che voi sostenete, ma in realtà è stata una battaglia fine a se stessa che non ha portato nulla di concreto. Anzi, come stavamo parlando poco fa, al di là di una modifica di una legge elettorale che ci auguriamo avvenga in tempi brevi, ci sarà tutto un problema burocratico per quanto riguarda le presenze di commissioni, i rapporti all'interno delle commissioni, quindi ci sarà anche un lavoro molto intenso da fare, speriamo dal prossimo governo, insomma. Però ecco, la cosa grave è appunto questa, che hanno cercato soluzioni banali, semplici per problemi che in realtà sono molto complessi, che non possono essere analizzati e sicuramente risolti in 2 secondi. Anche perché poi, senatrice Toffanin, c'è anche un problema di fluttuazione dell'elettorato, no? Quindi abbiamo questo elettorato che fluttua in funzione di esigenze immediate. Allora, gli 80 euro di Renzi, vi ricordate, non mi ricordo 5-6 anni fa, 7 anni fa, 40% alle europee perché aveva dato il bonus Renzi, vi ricordate, 80 euro. Poi per la famosa intervista di Di Maio, dicembre 2000, la cito spesso, chi mi conosce sa che la cito spesso, dicembre, non mi ricordo, dicembre 2017, gennaio 2018, 1.500 euro al mese, quindi in pratica questa cosa, che non c'è una coscienza politica forte, determinata, consapevole degli italiani, ma la X sulla matita è dettata da sì, mi dà il reddito di cittadinanza, lo voto, mi dà 80 euro, lo voto, certo, fa un po' specie. No, ma così è successo, voglio dire, abbiamo degli esempi che ormai conosciamo un po' tutti. Il reddito di cittadinanza è stato così annunciato, così diciamo messo in rilievo, ed è stato, diciamo, su quello che si è basato su questo la campagna elettorale dei 5 Stelle, e ovviamente soprattutto al sud ha fatto breccia, per cui il voto, il consenso lo hanno tenuto. E talmente è vero questo che in questi anni di legislatura il Movimento 5 Stelle in modo particolare, ovviamente poi con gli alleati a seconda del governo Conte 1, Conte 2, ma tutti i provvedimenti che sono stati fatti sono stati intitolati con dei titoli molto accattivanti, con dei titoli che già non so, per esempio decreto dignità.
voglio dire, sembra che sia una cosa che dia dignità al mondo intero e si parla di lavoro, si parla di mettere bastoni fra le ruote ai contratti a tempo determinato, non in vista poi tra l'altro per una soluzione del precariato, dell'abolizione del precariato, perché non è così che funziona, ma impedendo ad un mercato del lavoro di crescere, di evolversi in base alle nuove necessità. Poi mi viene in mente cos'è, ma adesso cioè, ogni provvedimento aveva un titolo che doveva portare chissà quanti voti a casa. Questa è la logica su cui si basa e si fonda la politica e la politica di questi anni. Purtroppo si è sempre fatto qualcosa per portare a casa dei voti. Adesso non si può più. Non si può più pensare con questa logica. No, speriamo che gli amici, i cittadini si rendano conto, basta scegliere in base alla pancia. Abbiamo detto anche a settembre, vi ricordate quando abbiamo fatto tutti i giorni qua nel settembre ovviamente del 2020 per le regionali, scegliete le persone in base alle competenze, valutate le persone in base alle capacità che hanno, perché quello è il valore aggiunto che possono portare, non in base a quello che possono promettere, perché tanto non è quello che conta, siamo abbastanza grandi, maturi da capirlo. Su questo filone poi adesso lanciamo un piccolo stacchetto pubblicitario. Vi ricordo 049 63 11 11 per chi volesse chiamare da casa. Invito anche i telespettatori, qualcuno ci ha segnalato che non vedono il canale, se non riuscite a vedere il canale 15 risintonizzate il decoder, perché il canale 15 è stato ulteriormente ripotenziato qui in Regione Veneto, quindi fate un semplice backup dell'aggiornamento, come vogliamo chiamarlo, del decoder, così si riposiziona. Rimanete con noi perché abbiamo ancora da dire qualcosa di interessante. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Bene, di nuovo in diretta, sono le 21:13, insieme Idee Persone TV, il nostro canale social e anche YouTube, dove abbiamo fatto confluire tutte le nostre produzioni, ovviamente in questo momento un po' limitate perché ovviamente il lockdown ci impedisce di andare in giro, però ci ripromettiamo di farlo appena possibile. L'informazione attraverso il Sestante News e ovviamente il nostro pezzo forte,
il talk show Insieme alle persone, talk show appunto, che va in onda il mercoledì e giovedì sul canale 15 YouTube e diretta Facebook. E poi mi sono concesso un piccolo spazio di 5 minuti, l'ho chiamato l'opinione, in cui posso dire veramente quello che penso, senza evidentemente problemi particolari. Bene, ricordiamo 049 63 11 11 per chi volesse chiamare da casa. Ricordatevi, non solo domande ma anche opinioni, idee, accettiamo di tutto, un sereno confronto è importante. Quindi riprendiamo questo discorso, senatrice Toffanin, sul concetto della politica lontana, diciamo, dal palazzo. Quindi che senso ha mandare in Parlamento, magari parlavamo prima di certi partiti che si sono trovati ovviamente con un consenso, hanno mandato tutti a Roma, persone che magari potevano essere non troppo competenti nel settore giuridico, e poi alla fine forse c'è una strategia di qualche partito, mandare persone così che devono ancora formarsi per poter in un certo senso più agevolmente, non dico controllare perché magari potrebbe essere un termine estremo, però magari incentivarli meglio a decidere come vogliono i capi. Guardi, io posso fare un esempio, perché è pubblico, per cui non sto parlando male di nessuno. No, ma non siamo neanche in fascia protetta, quindi possiamo dire quello che vogliamo. Ma no, perché non mi piace parlare male poi di chi non è presente, eccetera, però faccio un esempio perché è già stato reso pubblico. Ciampolillo, il senatore Ciampolillo, che è diventato famosissimo per essere arrivato all'ultimo nanosecondo a votare la fiducia a Ma scusi, lei che c'era lì, perché io mi ricordo, ho visto anche le riprese, cioè, ma è stato fatto, come dire, agevolato il suo voto, oppure lui veramente aveva diritto? No, cioè, assolutamente. La Presidente Casellati... Io mi ricordo, ho detto basta, dichiaro chiusa la votazione, poi questo... No, non è stato così, perché effettivamente c'è stata una sospensione, la Presidente Casellati ha sospeso l'Aula per verificare il video, perché appunto siccome era proprio una questione di secondi, giustamente ha sospeso per fare una verifica con i circuiti interni dove ogni volta si può visionare se ci sono dei problemi. E effettivamente ha potuto votare e quindi ha espresso il suo voto di fiducia. A un certo punto ha tirato fuori il dito così e della serie ci sono anch'io. Ecco, Ciampolillo poi il giorno dopo, che viene ovviamente alla ribalta in onore della cronaca, perché nessuno fino ad ora l'aveva mai sentito nominare o conosciuto, o poco, insomma, pure nel suo territorio e basta, passa all'onore della cronaca e quindi dichiara che lui potrebbe anche fare il ministro dell'agricoltura, si rende disponibile e prevede come soluzione per la xylella, per gli ulivi eccetera con la malattia, di praticamente sfruttare il sapone per curare le piante. Poi si dichiara contrario ai vaccini, non ha problemi per il virus perché lui è vegano, per cui ha gli anticorpi. Ecco, io credo che di questi esempi l'Italia non ha bisogno. E quando poi uno ha anche l'umiltà di dire mi rendo anche disponibile per fare il ministro dell'agricoltura, ecco, io credo che proprio non ci siamo. Ma anche a livello internazionale chissà che brutta figura che abbiamo fatto. Ma è questo il problema, perché poi oltre al fatto di non avere la competenza per poter gestire le nostre questioni, il problema è che all'esterno diamo un'immagine che è veramente di un paese che è allo sfascio. Figuriamoci se possiamo mai pensare di avere degli investitori, di essere attrattivi, di avere qualsiasi chance in questo campo. Quindi ecco, io su questo vorrei che fosse ben chiaro e che gli italiani abbiano a cuore il loro futuro, il futuro dei propri figli e quindi il voto che è la democrazia, no? Il voto è proprio l'espressione democratica e quindi è giusto che gli italiani scelgano, ma che non scelgano con la facilità, ma che scelgano con la facilità di quello che viene promesso, intendo dire, ma che scelgano per un programma, di un progetto futuro per il Paese. Esatto. Perché nessuno regala niente a nessuno,
ma abbiamo bisogno di costruire un progetto che sia un progetto che dia futuro a questo paese, che faccia ripartire questo paese che è così bello, così meraviglioso. Gli italiani sono bravissimi e hanno sempre saputo affrontare 1000 difficoltà dando il meglio, ed è giusto che abbiano anche una classe dirigente che dia il meglio. Senta Munari, qualcuno dice che Draghi non sopporta la politica, no? Cioè, i suoi amici, adesso ho letto un'intervista a un suo amico, dico guardi che effettivamente lui è un bravo economista, esperto di materie economiche, però la politica, quindi adesso però lui in un certo senso comunque dovrà confrontarsi con la politica. Come andrà a finire secondo lei? Beh, io non ho certo consigli da dare al professor Draghi perché ubi maior minor cessat, però sicuramente fa un'affermazione del genere cambierà idea perché avrà bisogno della politica per avere i numeri in Parlamento, ricordiamoci di questo. Io faccio solo un piccolo appunto. Lui è stato corretto perché quando si è presentato certo. ha detto mi devo confrontare con il Parlamento, quindi da questo punto di vista è stato trasparente. Però, è obbligato, non è che ha deciso lui. Cioè, nel senso sì, però il fatto che l'ha detto già dimostra un po', che, insomma, evidentemente questa cosa forse lo potrebbe far soffrire un po'. Sul professor Draghi non abbiamo nulla da dire, credo, sfido chiunque a dire qualcosa di negativo sulla figura. È una figura che sicuramente gode di credibilità internazionale, è una, credo, delle figure apicali dell'Italia all'estero e soprattutto nel mondo, ha un background culturale, socio-economico che è sicuramente di enorme spessore, che ci può aiutare in questo momento di enorme difficoltà. È ovvio che un governo tecnico, a mio modesto modo di vedere le cose, è in realtà un fallimento della politica, perché se noi chiamiamo una persona terza a gestire un apparato vuol dire che la politica in senso stretto ha fallito. Dopo è vero che è un momento talmente delicato e io non smetterò mai di ringraziare il senatore Renzi per averci liberato dalla piaga dei 5 Stelle e quindi lo ringrazieremo vita natural durante. Ovvio che adesso spetta un compito molto arduo al professor Draghi e nella speranza insomma che si riesca... Avvocato Munari, lei ha detto una cosa interessante, cioè molto interessante effettivamente, cioè il fallimento della politica, cioè la politica non è stato in grado di produrre delle cose concrete, dei progetti, delle idee. Cioè, è una cosa grave questa qua secondo me, che in pieno 2021 questo apparato, che sia Conte, che sia Zingaretti, che siano gli altri, non abbiano fatto e abbiano dovuto chiamare uno tosto, diciamo, per usare altri termini, per risolvere quello che avevano sbagliato o quello che avrebbero comunque evidentemente fatto male. Beh, il problema parte dal fatto che con le elezioni del 2018 in realtà una vera maggioranza non si era creata, non si era prodotta, quindi sono nati questi due governi ovviamente per cercare di dare delle soluzioni, però ne abbiamo già parlato prima, il problema è comunque di una parte della politica che è nata sull'idea di contestare la politica in sé e quindi di aprire il Parlamento con la famosa scatoletta di tonno, ma che in realtà poi oltre a fare opposizione, a criticare, non si è rivelata in grado di dare delle soluzioni che fossero adeguate al Paese, ripeto, né prima né durante la crisi, perché adesso magari con questa crisi uno può dire, soprattutto all'inizio, forse non si era preparati, qualsiasi persona al loro posto si sarebbe trovata in quelle condizioni. All'inizio però, poi si deve anche riprendere. Vediamo, adesso riprendiamo subito, sentiamo la telefonata da casa, pronto? Chi parla? Sì, buonasera, sono Roberto, buonasera. Sì, prego. Volevo solo dire questo, che concordo pienamente con il punto di vista dell'avvocato Stefani che è intervenuta prima, riguardo al fatto che un professore non è detto che sia una garanzia di capacità operativa del campo. Ritengo infatti che quanto fatto dal professor signor Monti, ne sia un esempio chiaro, introducendo la più odiosa delle tassazioni per chi opera in borsa, e cioè la Tobin Tax. Una tassa che ha contribuito a rendere il mercato borsistico italiano inappetibile rispetto ad altri. Il che sarebbe che la politica se ne facesse carico, perché è vero che una spinta alle aziende va data e forte,
ma è anche vero che la finanza è una componente molto importante. Ecco. Va bene, grazie gentilissima per questa riflessione. Sì, però adesso diciamo la verità che stanno venendo fuori i video di Draghi di 15 anni fa e quello ha detto così, e Monti, adesso lo stanno paragonando a Monti. Non c'entra un piffero, cioè impariamo a ragionare con la nostra testa, non perché poi succede così che uno del Movimento 5 Stelle, faccio l'esempio del PD, lancia un video contro Draghi e tutti a pensare così, adesso chissà cosa ci fa, eccetera. Diamo fiducia, è molto interessante quello che ha detto l'avvocato Munari, la colpa è anche nostra. Abbiamo voluto votare gente che purtroppo non aveva esperienza, usiamo questo termine, non aveva esperienza politica importante. Siamo arrivati in queste condizioni alla politica, adesso ci meritiamo uno che ci educa e ci insegna, ecco, grazie alla regia per questo supporto del comitologo anche così, ecco, parlo con lui, ecco, abbiamo bisogno di una persona che in un certo senso ci spiega come fare, perché se la politica non c'è riuscita, abbiamo preso una persona che, ricordiamoci, Conte all'inizio, perché le cose non bisogna dimenticarsele, ricordiamoci anche la storia recente, Conte è stato preso perché potesse essere l'uomo rappresentativo dello scontro del gioco di potere Salvini-Di Maio, ve lo ricordate? Poi a un certo punto, dopo un anno, ha fatto la dissertazione in aula lì al Senato contro Salvini, come se fosse in aula del tribunale, ed è salito alla ribalta della cronaca. Ma anche lì vediamo le competenze. Però ecco, ricordiamoci che la responsabilità è anche nostra, ma non facciamo i soliti paragoni, e allora questo è Monti, sicuramente Draghi dovrà prendere delle misure importanti per risollevare l'economia in generale, ma dovrà prendere le misure per risollevare il nostro benessere. Noi stiamo parlando di un concetto astratto dell'impresa dell'altro o della nazione, di quello che sta di fronte a noi. Stiamo parlando del nostro territorio, della nostra nazione, delle nostre leggi, delle nostre tradizioni, del nostro turismo. Potrei continuare all'infinito. Avvocato Munari. Sì, come dice lei, è un compito arduo sicuramente in questo momento storico. Di solito si dice che nei momenti di difficoltà ci si affida ai migliori. Sicuramente il profilo del professor Draghi è uno dei migliori in assoluto nel panorama internazionale e italiano sicuramente. Stiamo a vedere quello che proporrà, attendiamo le consultazioni che credo finiranno sabato, gli ultimi dovrebbero essere 5 Stelle e la Lega. Vediamo la squadra di governo che è in mente e dopo capiremo quelli che saranno i passi futuri. Ovvio che, l'ha detto bene Salvini oggi, ci deve essere una forte discontinuità con il governo precedente. Qualche nome, dopo ovviamente adesso è un momento in cui si fa il totonomi, quindi tutti lanciano dei nomi a caso, però sentire una papabile riconferma di Speranza alla sanità di Gualtieri e anche della Lamorgese io spero che siano battute, speriamo, ecco, infatti arrivo a questo, speriamo che siano buttate, che in realtà non siano programmi veri di o Lazzolina, ecco, esatto. Tanto per non fare nomi. Io mi auguro che faccia, ormai il governo tecnico deve essere, che faccia un reale governo tecnico, ecco, con una squadra tecnica di ministri al di fuori della politica, e chi avrà la voglia di sostenerlo. Esatto, perché ricordiamoci che proprio su questi nomi è caduto il governo, cioè nel senso non è stato fatto il Conte Ter, proprio perché il Movimento 5 Stelle ha detto no, io voglio Bonafede, Lazzolina e adesso non mi ricordo quale altro, e no contro Arcuri. Bellanova, e l'Arcuri, e no contro, Arcuri, no contro Bellanova, Ministero del Lavoro. Quindi insomma, alla fine sembra che sia colpa di Renzi, in effetti. L'ultima cosa che, ecco, devo interrogare il Munari e dire allora che cosa, in sintesi mancano 2 minuti. Allora, tornando al discorso concreto, quindi i cittadini Cavarzere cosa vorrebbero oggi secondo lei? Beh, io spero che i cittadini Cavarzere vadano a votare e che si possa andare ad elezioni amministrative entro l'estate. Allora si vota... Maggio-giugno voteremo, sempre che venga confermato la data delle elezioni, visto l'emergenza Covid, ma visto che stanno votando in tutta Europa non vedo perché non possa votare, si possa votare in Italia. Quindi la prima cosa che voglio, mi auguro, sia quella di andare a votare, e dopo sicuramente notizie certe, dati certi e sostentamento, insomma, quello che può essere il tessuto economico-sociale della provincia. Insomma. Quindi vedremo i programmi. Prego, senatrice. Dico solo che Berlusconi si è augurato per l'Italia di avere un governo dei migliori, e su questo vorrei veramente chiudere dicendo al più presto noi abbiamo
recovery plan che scade il 30 di aprile ed è tutto da rifare completamente. Un piano vaccinale che è urgentissimo. Abbiamo il discorso dei ristori veri e i bisogni quotidiani delle persone. Su questi punti noi non possiamo più attendere e aspettare oltre. Quindi abbiamo bisogno veramente di un governo che sia il migliore possibile per dare delle risposte concrete all'Italia e agli italiani. E ne hanno veramente bisogno e ne hanno tutto il diritto. Bene, sì, ci associamo a questa cosa perché su questi concetti, che qualcuno può sembrare teorici, però noi ci battiamo, mi creda senatrice, da sempre, cioè quindi sulla difesa dei cittadini, le battaglie anche andando contro quello che può essere il pensiero dominante che bisogna per forza cavalcare. Invece la nostra trasmissione, il sottoscritto, ha sempre messo in evidenza le cose da risolvere. Queste sono verità, non ci dobbiamo dimenticare di questi aspetti. Bene ha fatto a mettere in evidenza. Saluto la senatrice Roberta Toffanin, Forza Italia. Grazie. L'avvocato per Francesco Comunale, capogruppo Lega Cavarzere, provincia di Venezia, vicepresidente ASM SPA. Buonasera. In presenza, poi invece ovviamente l'onore di aver avuto in trasmissione la senatrice avvocato Anna Maria Bernini, che è presidente del gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente. Speriamo di averla ancora in collegamento qui con noi, la senatrice avvocato Erika Stefani, Lega Salvini Premier, e ovviamente per la prima volta anche Francesco Rucco, che è il sindaco di Vicenza, con cui ci siamo confrontati sulle tematiche legate proprio alle deleghe che questo bel governo ha scaricato sui sindaci delle periferie, specialmente quelli quando c'era ovviamente regioni tipo Lombardia, il Veneto, vi ricordate, a maggioranza Lega. Bene, grazie ancora, ovviamente non mi resta che dirvi, ci vediamo la prossima settimana, noi ci saremo sempre, andiamo avanti sempre e abbiamo sempre piacere del vostro consenso. Grazie. Grazie.